Buongiorno a tutti ragazzi, stanotte ha fatto tanta acqua un'altra volta, però oggi, come avevamo previsto, oggi è soleggiato ragazzi, quindi è terminata questa pioggia. Quindi, come potete vedere, è una bella giornata oggi. Sole da questa parte, certo è ancora, diciamo, bagnato per la notte che dopo mezzanotte si è messo a piovere, però adesso il tempo si è sistemato, quindi oggi e domani si prevede un weekend perlomeno al centro e al sud fantastico, ma anche a nord oggi sarà una bella giornata, poi domani no, quindi perlomeno qui a Salerno ragazzi il tempo è davvero ottimo, quindi perlomeno oggi non pioverà, dai. Peccato che sabato non si può scendere qua ci sta il divieto purtroppo, perché se esci, ciao Sandra, se scendi stasera muori nel traffico. Quindi stasera è impossibile andare a Salerno a guardare le luci d'artista, anche perché dovresti andare a piedi più o meno. Già il cellulare mi fa vedere che c'è un traffico intenso già a scendere. Quindi volevo andare, ma mi sa proprio di no. Qua per andare alle luci d'artista bisogna andare i giorni normali, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Già venerdì, sabato e domenica lasciate stare, se siete di Salerno. Vabbè ragazzi, vi saluto, un buongiorno a tutti e quindi qui a Salerno ragazzi, bel tempo. Perlomeno speriamo che mantenga tutta la giornata così e anche domani, anche perché le previsioni meteo non danno neanche una nuvola qua, sia al centro che al sud. Quindi domani pioverà, ma al... Sì, sì, è tutto già addobbato, sì, il problema è troppo traffico ci sta oggi. Già il cellulare stamattina, traffico intenso, già diciamo a scendere dalla lungomare in poi. Quindi già adesso stanno arrivando persone, pullman, bus per vedere che anche non capisco a che vengono a fare a quest'ora anche perché non vedi nulla. In effetti per vedere le luci deve andare di sera. Però i turisti già incominciano con il bus ad arrivare. Poi c'è anche chi si ferma al finale, eh. Sta 2 o 3 giorni e se ne va, però le luci vanno guardate dopo le 5, sennò se vado ora che vedo? Nulla. Vedo un po' di ferro. Però la gente perde un po' di tempo sulla lungomare e poi quando è sera si va a vedere le luci. Vabbè ragazzi, vi auguro buon proseguimento, ci sentiamo dopo. Ciao a tutti.